partiamo dalla cronaca. Intanto avete formalizzato la richiesta dello stato di emergenza, lavorerete da soli o in collaborazione con altre regioni? Allora, la richiesta non è ancora stata formalizzata perché c'è bisogno di fare la computa dei danni al patrimonio pubblico e privato insieme a tutti i comuni colpiti. Da ieri sera siamo al lavoro sia con il Dipartimento Nazionale e anche con le regioni limitrofe a noi che hanno patito lo stesso evento, in particolare la Toscana, a cui va ovviamente il cordoglio di tutta la protezione civile regionale per le vittime del maltempo, e l'Emilia Romagna per valutare una richiesta congiunta che darebbe evidentemente più forza alle valutazioni tecniche che metteremo in campo. A fianco a questa valutazione invece nella giornata di oggi emaneremo uno stato di emergenza regionale con un decreto del Presidente Toti che ci consentirà di stanziare i primi 250.000 euro con fondi di regione per tutti i contributi per l'autonoma sistemazione per quelle persone che hanno dovuto abbandonare le loro case in quanto dichiarate inagibili e che quindi non vi potranno fare rientro nelle prossime ore.